Dalla tradizione del vetro della nobile città lagunare alla bigiotteria dell'entroterra veneziano lungo la riviera del Brenta. Un negozio aperto da pochi anni che è diventato molto frequentato dalle persone del luogo e non solo, perché è pieno di colori e dà un sacco di sensazioni. È presso il negozio in località Oriago di Mira che l'esperienza accademica di Elisa trova espressione con la realizzazione di piccole gioie di ogni forma e materiale. Ogni persona può così formare i propri gioielli prendendo dei materiali unici e creati anche a mano. Ci sono delle perle di cartapesta, pietre dure, perle di vetro, vetro soffiato, madreperla e poi tutti gli accessori che servono per completare l'opera, che può essere una collana, un bracciale, degli orecchini, anelli e tutto il corredo completo. Potete trovare perciò un articolo molto semplice alla portata di tutti e così ognuno si può confezionare il regalo che più gli piace.